Siamo nel 1933, Matera è da 6 anni capoluogo di provincia e il 5 settembre viene costituita la prima società di calcio della città, l'Unione Sportiva Matera. Testimonianze di attività calcistica non ufficiale si ritrovano già dagli anni '20, con sfide e tornei disputati in campi di fortuna, tra cui il campo delle Tre Vie, all'incrocio tra le attuali Via Lucana e Via Cappellunti, spesso con squadre composte da 7 giocatori. In città si diffonde un forte fermento calcistico e sportivo che porterà alla costituzione della prima società ufficialmente riconosciuta esattamente 85 anni fa, come testimonia un articolo del Giornale d'Italia ritrovato dallo staff del portale calcistico materano Matera Calcio Story. L'US Matera, primo vero tassello del calcio materano con una iniziale maglia granata che presto si trasformerà nel definitivo biancoazzurro, si iscrive così al campionato di terza divisione pugliese 1933-34, giocando in trasferta l'intero girone di andata e disputando la sua prima partita casalinga contro il Bitonto il 28 gennaio del 34, data di inaugurazione del campo degli sport, l'attuale 21 settembre Franco Salerno. Nasceva così una storia fatta di gioie e dolori, fallimenti e ricostruzioni, sempre col vecchio bue biancazzurro nel cuore.